cose, non ce lo possiamo consentire, nessuno se lo può consentire. Noi abbiamo rappresentato questa comunità e oggi che andiamo in giro nei paesi vicini, e credo che l'abbiate sentito voi, non sono abituato a valutarmi, ma oggi che andiamo in giro nei paesi vicini ci prendono come punto di riferimento, un po' tutti, in questi anni, per come abbiamo lavorato, per quello che abbiamo prodotto. Forse avremmo potuto fare di più, però l'abbiamo fatto con onestà e con interesse del territorio, solamente quello. E non possiamo continuare a sentire calunnie. Confrontiamoci su quelli che sono i problemi della collettività, ma non si cerca di distruggere l'avversario con colpi bassi. Quindi l'anno scorso non l'avevamo voluto noi, per quei motivi. Quest'anno è cambiata la versione. Quest'anno è andato via perché non poteva stare con noi, perché noi eravamo lebbrosi, avevamo qualche malattia infettiva. Non è possibile. Quest'anno forse qualcuno aveva le mani sporche di grasso e qualcuno non sappiamo di che cosa. Le mani ce le siamo sporcate tutti, ce le siamo sporcate perché la poltrona, su quella poltrona mia, una poltrona scomoda, che io quando qualcuno mi faceva l'eccezione, si ti cambia la poltrona, questa è scomoda, perché lì si sedevano tutti i consiglieri, tutti gli assessori, chi arrivava, si sono seduti tutti, e primo fra tutti il vice sindaco, perché badate bene, non stiamo parlando dell'operaio manutentore del comune, stiamo parlando del vice sindaco, della seconda carica di quell'amministrazione, che con noi ha condiviso 10 anni di lavoro, 10 anni di impegno, 10 anni di preoccupazioni, 10 anni di affanni, 10 anni comunque intensi, che hanno visto una squadra lavorare, e finiamola, hanno lavorato tutti, chi invece in modo meno appariscente, chi in modo appariscente, chi ha fatto un tipo di lavoro, chi ne ha fatto un altro, perché si doveva portare avanti un paese e un'amministrazione, e tutti hanno lavorato. Tutti quei 16 consiglieri di opposizione e di maggioranza, ognuno ha fatto la sua parte e lo hanno fatto con senso di responsabilità. Tutti abbiamo scaricato sedie. Io ho montato un palco, qualcuno è andato a pulire la spiaggia, qualcuno ha intercettato i finanziamenti per portarli qua, qualcuno ha rappresentato la collettività, ma tutti hanno fatto qualcosa. E allora a questo punto io ho il dovere di difendere la dignità mia personale, ma soprattutto il lavoro svolto da un'intera squadra, che non può essere messo in discussione per un risultato elettorale. No, signori miei, la dignità personale, l'onestà personale non si mette in discussione per un risultato elettorale. Guardate bene, la politica, il risultato elettorale è poca cosa rispetto alla dignità, all'onestà della persona e agli interessi dei cittadini. Abbiamo lavorato onestamente e io ho giurato davanti a Dio e sui miei figli di aver lavorato 10 anni onestamente. Continuo a sentire calunnie e menzogne. Io in 10 anni, e mi dispiace dire queste cose, io le evito per quel pudore di parlare di queste cose, perché secondo me a voi bisogna parlare di programmi, però ho il dovere di difendermi e di difendere gli amici che sono impegnati nell'amministrazione. Nel 98 io comunque dovevo completare la mia casa, mancavano gli infissi interni e i pavimenti. Ho fatto 2 mutui alla Banca di Calabria, 2 mutui. Perché nei 10 anni in cui ho fatto il sindaco, 2 mutui, ho finito i pavimenti e gli infissi interni, e dal 1998 al 2009 sono riuscito ad aumentare il mio patrimonio immobiliare con 100 metri quadri acquistati da un amico a Marina di Torrevato, dove sto tentando di fare un appartamento di 50 metri quadri, e per questo ringrazio mio suocero che mi ha aiutato e mi sta aiutando in queste ore. Questo è il mio percorso in questi 11 anni, dove più che far prevalere i miei interessi ho cercato di far prevalere onestamente e come era corretto gli interessi di una comunità. E a chi si accinge a fare politica dico sempre: quando cominciate a fare politica badate bene che non tutti i cittadini sono uguali, chi si impegna in politica e nell'amministrazione ha meno diritti degli altri, o comunque i suoi diritti vengono un attimo dopo dei diritti degli altri. Questo ho fatto in questi anni, e allora bisogna smetterla di lanciare calunnie e venticelli nei confronti delle persone. Confrontiamoci su quello che si è fatto, su quello che non si è fatto. Se ci sono dei fatti che vanno detti è giusto dirli pubblicamente nelle forme dovute, va fatto tutto, perché nell'interesse dei cittadini bisogna comunque avere senso di responsabilità.
e non ci accorgiamo che abbiamo scritto, caro vice sindaco, una delle pagine, dicevo, più belle della storia di Salve, e diciamocelo adesso perché comunque ce l'hanno detto tutti, ce l'hanno detto in tanti, abbiamo scritto una delle pagine più belle, ma la stiamo distruggendo o vogliamo distruggerla? Ma a che cosa miriamo? O che cosa si vuole fare? Ma è venuto il sospetto, perché signori, quando sento sino a qualche tempo fa che comunque il candidato naturale era lui a fare il sindaco e il candidato sindaco a Salve, mi chiedo, e vorrei che ve lo chiedeste anche voi, perché non è stato candidato? Chi gliel'ha impedito? Perché il candidato è stato un altro? Siamo noi che non l'abbiamo voluto, quando per noi è stata la seconda carica per 10 anni, e io ho apprezzato il suo lavoro e lo apprezzo. Ha lavorato tanto, ha lavorato molto e ha lavorato pure bene. Non ho mai detto di no. Lo ha fatto onestamente e lo ha fatto nel rispetto degli altri. Ha avuto carta bianca, ma tanti hanno lavorato anche all'ombra. Qualcuno è saputo comunque riuscire ad affrancarsi e comunque a prendersi un lavoro che era dell'intera squadra, perché era la squadra che lavorava. Ma se era il candidato ideale, perché non è stato candidato da quella parte? E perché non ha portato avanti le trattative sino alla fine? Queste cose deve dirle a voi, secondo me deve spiegarle prima a lui. Io vorrei che gli venisse almeno un dubbio, ma niente niente è una testa d'ariete, niente niente è un martello pneumatico che serve a demolire quello che si è costruito. Io vorrei che se lo facesse questa domanda, e non si rende conto che sta demolendo quello che lui ha cercato di costruire insieme agli altri. E io devo difendere questo, lo devo difendere per me e per chi ci ha speso 10 anni della propria vita per fare quel lavoro, per voi che ci avete creduto e per voi che ci avete dato comunque fiducia e che ce l'avete ridata l'anno scorso. Io devo difenderla, perché è una comunità che deve crescere. In questa campagna elettorale, signori, non è importante se sarà eletto Giovanni Siciliano o qualcun altro, è importante che si dia una rappresentanza a questo territorio e che si dia una rappresentanza valida perché questo territorio continui a crescere, così come è cresciuto in questi anni, col lavoro di tutti. Questo è importante. Non è importante sconfiggere l'avversario, io non mi sono mai lamentato, perché comunque da consigliere uscente nessuno, e dico nessuno a Salve, ma anche nei paesi vicini, mi ha sentito imprecare una sola volta perché comunque ci sono altri candidati in questo paese. Non l'ho mai detto, perché è nel loro diritto candidarsi, è nel loro diritto competere ed è nel vostro diritto e nelle vostre possibilità avere un'ampia gamma di scelta, perché comunque possiate decidere se deve essere Giovanni Siciliano o qualcun altro a rappresentarvi. È corretto, è giusto che sia così. È giusto che voi facciate una valutazione, ma è pure giusto che noi ci si confronti sui programmi, sulle idee, sulle cose reali, che non si miri a distruggere l'avversario, che non si miri a calunniare e alle maldicenze dell'avversario, che ci si confronti in modo forte su quello che si è fatto e su quello che bisogna fare. Su questo è importante confrontarsi e io su questo voglio confrontarmi da questa sera, spero, in poi, perché si continui a lavorare per questo Paese, perché si continui a lavorare per questo territorio, perché abbiamo delle sfide importantissime. Io lo dicevo stasera a Padù, noi abbiamo avuto un'emigrazione negli anni 50 e 60, ma è un'emigrazione che poi, con tutti i disagi che ha creato, con tutte le difficoltà che ha creato alla famiglia, comunque quell'emigrazione ha portato benessere, perché ha portato investimenti in questo territorio, perché ha elevato veramente il livello economico di questo territorio, perché la gente andava lì, investiva, risparmiava e spendeva qua. E quindi è stato l'unico intervento straordinario per questa terra. Quella è un'emigrazione che ci ha aiutato da questo punto di vista. Oggi lottiamo con un'altra emigrazione, attenzione, non possiamo scherzare, con un'emigrazione di chi va via, ma non con lo spirito dell'emigrante. Chi parte adesso parte e torna solo per fare le ferie, forza, perché scopre altri posti e magari va a vedere altri posti, che non va a fare l'emigrante a risparmiare, a dormire nelle baracche, a fare gli straordinari, a mandare i soldi qua comunque per realizzare delle cose. Non lo fa. Chiudiamo. Non lo fa. E queste sono le sfide importanti. E allora noi dobbiamo affrontarle nel modo corretto, nel modo giusto, nell'interesse vostro, non nell'interesse nostro. L'interesse nostro non conta nulla, conta l'interesse vostro. E io
mi batterò finché sarò vostro rappresentante e finché voi lo riterrete, mi batterò per i vostri interessi, per questa terra, perché comunque si dia un senso, perché chi sta in politica, e concludo, l'ho detto altre volte, lo ripeto, per chi sta in politica, per chi sta nel volontariato, per un individuo io credo che si arricchisce quando dà, non quando riceve. Grazie a tutti.